Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto. Sapete che sono giorni veramente cruciali per il destino delle banche venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, impegnate in una corsa contro il tempo per cercare di rimettere in sesto i conti, probabilmente attraverso l'intervento dello Stato. Noi abbiamo oggi il piacere di avere ospite Massimiliano Paglini, che è il segretario di First CISL, gruppo Veneto Banca, appena riconfermato dal Congresso. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Allora, avete qualche giorno fa concluso il congresso di First CISL che rappresenta proprio i lavoratori del gruppo Veneto Banca che, come gli azionisti che hanno partecipato a questa lunga vicenda, sono altrettanto preoccupati ogni giorno di più della situazione che si sta creando. Ecco, le notizie si rincorrono di ora in ora e si attendono decisioni sia da parte della Comunità Europea che da parte del nostro governo su una possibile soluzione. Intanto, qual è la vostra percezione su quello che si sta muovendo in queste ore e quali sono le preoccupazioni? Allora, di sicuro qualcosa si sta muovendo perché la BCE ha riconosciuto il principio di solvibilità delle due banche. Noi siamo Veneto Banca, però diciamo che ormai le vicende sono molto simili tra di loro. Esatto. Adesso la palla passa al Ministero del Tesoro, che dovrà riparlare con la DG Competition, la quale dovrà autorizzare la ricapitalizzazione precauzionale delle due banche. A quel punto saremmo al momento zero, perché da lì partiranno i piani industriali che dovranno dire come vogliono fare la banca, come vogliono fondere le due banche, che intenzioni hanno rispetto alle dismissioni e crediamo purtroppo anche rispetto ai costi. E il costo del lavoro è la componente principale. Ecco, lei ha detto una serie di cose che sono tutte in questo momento fondamentali e importantissime in realtà, perché appunto l'Europa deve appunto decidere se è possibile che lo Stato possa ricapitalizzare queste due banche e dalle ultime indiscrezioni pare che la decisione slitti proprio perché il nostro governo tentenna da questo punto di vista. C'è da tirar fuori una somma importantissima, 6 miliardi e 400 milioni di euro. Insomma, è una cosa che fa un po' tremare i polsi anche allo Stato in questo momento. Sì, il fondo Salva Banche è stato costituito a 20 miliardi di dotazione, tra l'altro non è ancora stato definito l'iter di conclusione della ricapitalizzazione del Monte dei Paschi, per cui non sappiamo quale sarà poi il fabbisogno definitivo delle due banche, lo deve dire la BCE quando la DG Competition avrà riconosciuto la possibilità di ricapitalizzare, perché dopo ritornerà alla BCE la palla e poi alla fine il Ministero del Tesoro in ultima istanza stabilirà il finanziamento. Certamente è necessario che il Ministero del Tesoro faccia la voce grossa, per questo ci siamo appellati alla politica, alle istituzioni, a tutti i portatori di interessi del territorio, perché se non c'è un intervento, una voce grossa di questi soggetti non ne usciamo e si rischia il peggio. Perché il nostro Paese in questo momento è così debole anche nei confronti dell'Europa? Forse perché c'è questa questione dello 0,2% del bilancio statale in ballo? Perché? Non lo so, io credo che i mali vengano da lontano, perché noi purtroppo ci siamo gongolati nel momento in cui la crisi montava 5 anni fa di avere un sistema bancario solido, quando invece il resto del mondo era in affanno, perché dicevamo che i banchieri di casa nostra erano banchieri che avevano saputo tenere a riparo le banche dalla crisi. E invece abbiamo scoperto che c'era una montagna di credito che veniva erogato senza merito creditizio. Anche i nostri territori, per quello che noi chiamiamo in causa gli imprenditori e tutti i soggetti che hanno beneficiato dell'attività delle due banche, perché se non intervengono loro, che hanno fruito del credito che veniva erogato, la speranza che possa rimanere sul territorio una banca di questo genere, queste due banche, anche separate tra di loro, perché noi confidiamo che in ultima istanza si possa ancora difendere l'autonomia delle due banche, se non succede questo il rischio è che il territorio del nord-est non abbia più una banca, non abbia più strumenti di credito per l'attività economica. Noi stiamo vedendo delle immagini della Popolare di Vicenza insieme a Veneto Banca, perché le due vicende ovviamente sono intrecciate e è difficile anche disgiungerle, perché anche tutto l'iter lo stanno facendo insieme, ma lei non è d'accordo con una fusione? No, noi diciamo che la fusione si deve fare se la situazione è normale.
due malati che si mettono assieme, cioè quando si fa un matrimonio di solito si portano in dote qualche cosa e le due banche portano in dote debiti. Allora o si trova la soluzione perché questi debiti vengano ceduti all'esterno, perché se succede questo probabilmente una speranza che il matrimonio funzioni c'è. Se no, un matrimonio con i debiti finisce che vanno dal giudice e si separano, perché poi il problema di queste due banche fuse è che dovranno cercare a loro volta un altro partner. Allora la domanda è vero che c'è nel sistema qualcuno che sta pensando di metterci le mani sopra oppure ci sono fondi speculativi internazionali che vogliono accaparrarsi nel ricco nord-est perché in fondo da questa parte del paese c'è ancora la maggior quota di produttività e di redditività, dall'esterno vogliono mettere le mani sul nord-est. Noi ci stiamo interrogando e per questo chiediamo alla politica di intervenire. In fondo queste sono SPA che domani mattina potrebbero essere vendute o cedute in un batter d'occhio. Ecco, su tutto questo aleggia un pericolo che è uno spettro più che un pericolo, che è quello del bail-in, che praticamente è l'ipotesi ultima che alla fine a pagare siano i correntisti e i correntisti sopra i 100.000 e i soci. Vi spaventa questo? Beh, spaventa sicuramente per gli effetti imprevedibili che potrebbe avere sul sistema, perché il default di una banca o di una delle due banche o di tutte e due le banche non sappiamo quali effetti potrà avere, perché il giorno dopo sul sistema interbancario, sui livelli interbancari, quale sarà la credibilità del paese, del sistema bancario italiano. Quindi noi non vogliamo assolutamente sentire parlare di bail-in, per il semplice motivo che con lo strumento che è stato messo in piedi, che è il Fondo Salvabanche, la possibilità di salvaguardare il patrimonio delle due banche, per poi procedere a una ristrutturazione, per poi rimetterle in sesto e farle ripartire c'è. Noi crediamo che ci sia. Sai che c'è qualcuno che dice che quel fondo è vuoto? No, io non posso assolutamente immaginarlo, c'è un decreto, quindi è stato finanziato, no. Io penso che chi dice questo vuole il male del sistema bancario veneto e del sistema bancario nazionale. Dopodiché ci sono troppi sciacalli in giro, quindi io quello che posso dire è che abbiamo assistito in questa fase, in questo periodo, oltre che alla disinformazione, anche a poca presenza del territorio, poca presenza della politica, delle istituzioni a difendere il sistema bancario veneto. Su questo io credo che una risposta debba essere data dagli interlocutori che fin in passato si recavano alla corte dei due monarchi di Vicenza e di Montebelluna. Mi scusi. Sì, no, io credo che fin dall'inizio abbiamo visto appunto immagini girare tutte le assemblee partecipatissime anche dal mondo della politica, dell'economia e dopo ovviamente quando i problemi sono sorti tutti hanno preso un po' le distanze. Lei ha detto una serie di cose su cui tanti si stanno interrogando, c'è all'orizzonte qualcuno che vuol mettere le mani sopra questi due istituti, si è parlato anche di grossi gruppi bancari che potrebbero avere l'interesse ad arrivare fino alla fine e poi a acquisire insomma sostanzialmente con una proposta ovviamente a ribasso quello che si può ancora salvare di questi due istituti. Beh, il rischio, come vi dicevo, c'è. Più che il sistema bancario temo rider internazionali che potrebbero affacciarsi nel momento in cui sarà completato il salvataggio delle due banche. Proprio perché siamo di fronte a mettere praticamente i conti in rosso in mano allo Stato e tenersi solo il buono di quello che sarà. La ricapitalizzazione precauzionale è un passaggio non definitivo perché da quello bisognerà ristrutturare le banche e poi riconsegnarle al mercato. Siamo in un'economia di libero mercato, quindi le banche dovranno essere cedute, cioè finita la pulizia e la ricapitalizzazione, cedute a un compratore se ci sarà. 6 miliardi e 4 sono tanti da ricapitalizzare. Guardi, il patrimonio, sì, assolutamente. Però guardi che il patrimonio vero delle due banche è la rete commerciale e la clientela, perché la clientela che se ne dica è rimasta nelle due banche e la prova è stata l'OPT, l'offerta pubblica di transazione. C'è stata proprio una percezione di recupero della relazione, per quanto i soci fossero arrabbiati e ne abbiamo grande rispetto perché purtroppo hanno subito quello che hanno subito. Sono stati presenti, sono venuti, hanno capito il momento che viveva la banca e c'è stata una grande risposta del territorio. Su questo io credo si debba lavorare. Anche per chi ci guarda da casa, Massimiliano Paglini rappresenta appunto il sindacato dei lavoratori della banca, quindi avete avuto proprio in questo periodo tutta la relazione
allo sportello, con tantissimi correntisti che hanno vagliato questa proposta fatta appunto dai due istituti bancari di una sorta di risarcimento anche se ovviamente non riguardava l'intero capitale, però insomma una sorta di risarcimento su quello, sulle azioni che hanno perso quotazione, e questo è un capitolo appunto su cui abbiamo un po' sorvolato, perché qui ogni giorno gli eventi diventano talmente importanti e pesanti che alla fine ci si dimentica anche del pregresso. Però devo dire che forse una riflessione su questo merita di essere fatta. Avete avuto anche nella vostra assemblea l'intervento dell'amministratore di Veneto Banca, Cristiano Carrus. Che cosa vi ha detto, che cosa vi ha comunicato, perché siete lavoratori della banca? Certo, ci ha comunicato innanzitutto l'esito dell'offerta pubblica di transazione vista dall'interno e vista dal lato dei lavoratori. Per questo ha proferito parole di riconoscimento per la grande capacità che hanno avuto tutti i soggetti della banca di riprendere una relazione con la clientela. Quindi, il dato finale? Il dato finale siamo sul 70%. Insomma, siamo sul 70% circa. Che si avvicina all'obiettivo. Che si avvicina all'obiettivo, ed è importantissimo soprattutto visto con tutta quella parte di sciacallaggio mediatico, di strumentalizzazioni che c'è stato, che è stato devastante, perché guardi che se c'è una responsabilità sulla quale ci dovremmo riflettere è il ruolo anche di un certo tipo di informazione, non me ne voglia. Sì, no, io sono d'accordo su tutto, nel senso che anche l'informazione deve certe volte farsi degli esami di coscienza. Certo che non abbiamo nemmeno scavato tanto, cioè, dal mio punto di vista si poteva fare anche peggio, voglio dire, c'è molto da dire ancora, quindi, e anzi forse è proprio quello che preoccupa molti, voglio dire. È una storia, non è una storia di cui il Veneto... Però su questo c'è una commissione d'inchiesta. Sì, c'è una commissione d'inchiesta. Ci sarà una commissione d'inchiesta. Non è una storia di cui il Veneto può andare fiero da tanti punti di vista. Quello che volevo chiederle è anche questo, è stata annunciata anche l'assemblea di Veneto Banca insieme, concomitante tra l'altro. Dovrebbe essere il 28 da quello che ci ha anticipato l'amministratore delegato. 28 aprile, quindi praticamente lo stesso giorno della Popolare di Vicenza, che l'ha annunciata il 28 L'ho preso aprile. oggi anch'io, che dovrebbe essere il 28. Aspetteremo comunicazioni per capire in che modalità verranno fatte le due assemblee, perché appunto per quella data probabilmente si dovranno prendere decisioni molto importanti anche sul risanamento, ed è il capitolo che anche per i sindacati credo che sarà il capitolo più duro da affrontare, perché hanno già annunciato chiusure di sedi, di sportelli, soprattutto migliaia di persone che rimarranno senza lavoro. Ma su questo noi abbiamo già detto che siamo disponibili al dialogo, purché si tolga dal tavolo il tema dei licenziamenti. Cioè, i lavoratori di Veneto Banca fino ad ora hanno fatto molti sacrifici per cercare di risollevare la situazione. Facciamo in 3 anni 22 giornate di solidarietà a testa a parametro zero, vuol dire una sorta di cassa integrazione. Sono 103.000 complessivamente, ne avevamo fatte già 50.000 dal 2012 al 2015. Crediamo che ci possano trovare soluzioni temporanee che consentano di raggiungere gli obiettivi di costo senza dover per forza licenziare le persone. Popolare di Vicenza è più messa forse peggio. Popolare di Vicenza al momento ha fatto solo un accordo a fine anno che accompagna in prepensionamento 250 lavoratori. Sul fronte di solidarietà non ne hanno parlato, vedremo. Su questo però le dicevo che ci aspettiamo comunque un piano pesante di ristrutturazione, per il semplice motivo che se calano i ricavi in qualsiasi industria, impresa, poi devono calare conseguentemente i costi se si vuole pensare di... Secondo lei come si può fare? Qual è la sua idea di piano per rilanciare questo? Innanzitutto credo che ci dovrà essere una componente forte... Parliamo di Veneto Banca intanto. Io le parlo di Veneto Banca perché della Vicenza non me ne occupo al momento. Una strada sarà sicuramente quella del rilancio dei ricavi. L'altra strada sarà quella di soluzioni concordate per un contenimento del costo con giornate di solidarietà o altre forme che non prevedano i licenziamenti, ma la cosa più importante è che la FIRST sta proponendo una soluzione di sistema che è la gestione del credito deteriorato. Il credito deteriorato, gli NPL, sono un business enorme in mano a fondi speculativi, a soggetti specializzati. Ora noi proponiamo di costituire una società veicolo compartecipata dal territorio, dagli imprenditori, dai soci stessi, dai lavoratori, che gestisca, anziché cederli all'esterno a fondi internazionali, li gestisca in casa
e generi valore per i territori da restituire. C'è un po' quello che hanno chiesto, diciamo che la posizione dei dipendenti è molto allineata a quella degli azionisti, diciamo, da questo punto di vista. In fondo 2.500 in Veneto Banca sono anche soci dipendenti. Anche perché c'è da dire, appunto, tra parentesi, che molti dei dipendenti erano azionisti, familiari compresi, di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza, sì, purtroppo sono dentro al problema. Oltre al danno della perdita di valore delle azioni, c'è pure il rischio di perdere il lavoro, quindi capiamo perfettamente le problematiche dei lavoratori e dei soci. Le dico anche che però su questo mi permetta di spezzare una lancia, perché le decisioni vengono prese in alto e non in basso, cioè i lavoratori sono stati semplici esecutori vincolati al rapporto di lavoro subordinato che dovevano seguire degli ordini. Purtroppo gli ordini che sono stati impartiti dall'alto, da tutti i meccanismi che poi arrivavano all'ultimo ingranaggio che era l'impiegato allo sportello, hanno costruito che in relazione al congresso l'abbiamo definito un grande bluff. Però il grande bluff non l'hanno costruito gli impiegati, perché se c'è un soggetto, una componente della banca che credeva ciecamente alla banca e a chi la governava, erano i dipendenti, tant'è che hanno perso tutto. Tutti i dipendenti avevano soldi, una percentuale molto alta dei lavoratori aveva soldi investiti in azioni in banca? Allora, in percentuale sul capitale diciamo che è un 1%, quindi non è una cifra enorme. Pesava moltissimo perché con il voto capitario, quando erano banche popolari cooperative, una testa un voto, indipendentemente dal numero delle azioni si pesava per una testa all'assemblea. Era la parte buona della democrazia economica che doveva essere praticata con quel modello di governance, che è stata tradita dalla mistificazione che è stata fatta da chi l'ha governata, perché non aver quotato le due banche è stato il vero problema che ha determinato la situazione, perché se le due banche fossero state, se lei guarda Unicredito ha perso più o meno nel tempo lo stesso valore che ha perso Veneto Banca, il Monte dei Paschi. È passata da 8 euro a 29 centesimi l'azione Unicredito, poi ci sono state le ricapitalizzazioni. Significa che i valori, i corsi di borsa sono stati correlati al valore reale dell'azienda. La differenza è che gli azionisti di Unicredito in qualsiasi momento potevano andare allo sportello e vendere l'azione. Gli azionisti, i soci di Veneto Banca e di Vicentino non lo potevano farlo perché il titolo non era quotato. Adesso c'è stata questa prima sentenza di Verona su una azionista di Popolare di Vicenza, credo fosse, sì, che però insomma fanno scuola un po' per la giurisprudenza, a cui era stato negato la possibilità appunto di ritirare a un certo momento i soldi dallo sportello, è stata risarcita. Lei crede che succederà ancora? Beh, da quello che so io ci sono molte vertenze aperte e quindi probabilmente le sentenze andranno in una certa direzione, però io non credo che alla fine tutti quelli che hanno fatto causa potranno effettivamente ottenere il risarcimento, per il semplice motivo che se c'è una consapevolezza del rischio nell'investimento che si va a sottoscrivere, è difficile poi dimostrare che non si era consapevoli, non si era informati del fatto che l'azione era illiquida. Su questo io credo che se i lavoratori dipendenti hanno fatto bene il loro lavoro, casi come quello di Verona saranno casi sporadici. Senta, lei che dall'interno appunto ha vissuto un po' tutta questa vicenda, quando è che è sorto questo problema secondo lei? Perché adesso si parla molto dell'azione di responsabilità, Popolare di Vicenza ha già chiesto 1 miliardo di euro a Zonin, ma anche Veneto Banca ha avviato anche prima, anche se sembra più indietro dal punto di vista dei risultati, l'azione di responsabilità, comunque entrambe stanno procedendo. Quando è che si è rotto questo meccanismo? Quando è che è cominciato ad andare fuori controllo secondo lei? Beh, è cominciato ad andare fuori controllo con la crisi, con la durata della crisi, cioè la crisi 2008. scoppiata nel 2008, la durata ha impedito di far ripartire un meccanismo di gestione del credito e questo in qualche modo ha fatto emergere le debolezze. In fondo Veneto Banca era una banca che erogava poco credito rispetto alle possibilità che aveva, quindi non faceva credito all'economia, perché guardi, del credito deteriorato che c'è nel Paese e anche in Veneto Banca, la metà non era erogato dai direttori di filiale, ma era erogato dalla direzione generale in su, vuol dire che non si erogava credito all'economia, ma si erogava credito alle lobby di potere. In questo Paese succedeva questo, succede ancora adesso, il Montepaschi faceva la stessa cosa, mi scusi, Cioè, ma perché non possiamo sapere chi sono questi a cui sono stati erogati i denari? A me poco importa, a me interesserebbe conoscere chi ci sta dietro, perché se erogano 50 milioni di euro al presidente del Palermo, come è stato erogato dalla Popolare di Vicenza,
A me interessa sapere perché erogano 50 milioni al Presidente del Palazzo, se sono 50 non me lo ricordo, più o meno. No, ma magari sono persone che potrebbero essere solventi, quello intendo dire, Sì, cioè che potrebbero sì, in qualche maniera... però i fatti ci dicono il contrario, perché Veneto Banca ha 9 miliardi di crediti deteriorati, più o meno ce li ha lo stesso la Vicentina, avevano un portafoglio crediti che più o meno viaggiavano sui 30 miliardi a testa, quindi capisce che tutta questa solvibilità non c'era. Quindi il merito creditizio, insomma, il direttore di filiale è il primo che conosce il suo territorio e quindi noi difendiamo il modello di banca del territorio perché rimane ancora adesso. Guardi, sa cosa ha detto ieri l'amministratore delegato al sindacato in un incontro successivo al nostro congresso? Ha detto che l'OPT non sarebbe riuscita con i robot. Cioè la grande operazione dell'offerta pubblica di transazione è stata quella di riallacciare i rapporti col territorio e far capire ai clienti e ai soci che questa banca ha una prospettiva. Senta, dobbiamo fermarci per 2 minuti, sì. Mi spiace interrompere questo flusso, ma ci vediamo tra pochissimo perché cose da dire, sapete, sono tante su questo argomento. Abbiamo trovato la disponibilità del nostro interlocutore e noi ci vediamo tra pochi istanti. Ecco, siamo ancora insieme con Massimiliano Paglini, che è il segretario di First Cisle del gruppo Veneto Banca e il sindacato dei lavoratori di Veneto Banca e quindi sostanzialmente di tutte quelle persone che si trovano a vivere in mezzo a questa situazione che ogni giorno propone notizie altalenanti che fanno preoccupare l'intera economia e quindi a maggior ragione fanno preoccupare anche i lavoratori di questi due gruppi che ben che vada dovranno comunque affrontare un piano di riordino industriale molto pesante. Ecco, Veneto Banca non è soltanto territorio, avete anche altri tipi di partecipazioni che in questo momento vengono tutte messe un po' in discussione e la fusione stessa mette un po' in discussione anche tutte le strutture delle due banche. Come si può pensare, diciamo così, di riordinare un po' la situazione senza che ci siano eccessivi, che questo pesi in termini di occupazione, in termini di strutture? Guardi, è difficile in questo momento fare delle ipotesi per il semplice motivo che il piano industriale, ancorché definito, così ci è stato detto, è riservato fin tanto che non ci sarà un ok da parte della Commissione europea. Però tra le ipotesi c'è la cessione di Banca Intermobiliare, che è la banca private del gruppo, tra l'altro che è sul mercato da tempo. Poi però bisogna anche trovare il compratore per cedere un'impresa, un'industria, un'azienda. E poi ci sono tutte le banche estere, abbiamo parecchie banche estere, diciamo rispetto alla Vicentina, molte di più, loro non ne hanno di banche estere, che sembra che saranno comunque messe sul mercato pure loro, però è difficile fare anticipazioni per il semplice motivo che fin tanto che non sarà noto il piano industriale anche per noi è difficile prevedere. Certo che se la nuova banca o le due banche vorranno cambiare modello si dovranno concentrare sul retail, cioè su quello che sanno fare, che sono banche di territorio. Banche di territorio, però alla fine il territorio viene anche accusato di non aver risposto veramente all'appello che riguarda proprio la ricapitalizzazione, cioè arrivare a far ripartire queste due banche dal punto di vista degli investimenti. Sì, infatti è l'altro problema, l'altro tema. Chiediamo, questo è un appello, chiediamo che il territorio faccia la voce grossa con l'Europa, con il governo, con gli interlocutori che hanno in mano questa partita perché si arrivi rapidamente alla ricapitalizzazione. Se a questo territorio, agli imprenditori, alle istituzioni interessa preservare un'azienda, due banche che hanno il 20% del portafoglio crediti del nord-est, se gli interessa dicano qualcosa, facciano qualcosa perché non è mica detto che si duri in eterno in questa situazione. Quindi prima arriva la ricapitalizzazione, prima si farà purtroppo un piano industriale di lacrime e sangue, prima però c'è la possibilità di ripartire. Se il territorio vuole preservare queste banche deve dire qualcosa. Ma chi sono secondo lei quelli che stanno parlando troppo? La Regione sta facendo tutto quello che può, per esempio? Gli imprenditori per esempio, Confindustria. Sicuramente è il soggetto che la li rappresentanza, quindi la sindacale. Le dico, stiamo interloquendo con loro come First nazionale proprio per costruire quel veicolo che le dicevo di gestione del credito deteriorato. Quella è una parte del problema, l'altra parte
è che in qualche modo devono far sentire la voce al Ministero del Tesoro, il quale deve farla sentire, deve interloquire con l'Europa, perché il rimpallo della burocrazia, della tecnocrazia europea rischia di portarci al punto di non ritorno. Quindi su questo io credo che anche le istituzioni locali, devo dire che ho notato il cambio di direzione che c'è stato da parte del governatore, che fino a un certo momento parlava a tutti i costi di fusione, poi ha capito che la fusione portava, credo che abbia capito che la fusione portava molti esuberi di personale, molti licenziamenti, e quindi si è fermato. Abbiamo avuto un'interlocuzione con l'assessore Donazzan, a cui abbiamo spiegato, assieme alle altre organizzazioni, la situazione. Devo dire che da parte sua c'è stata molta attenzione, molto interesse, tant'è che credo si sia anche mossa. Poi non abbiamo più avuto modo di fare un tagliando di quell'intervento suo, però credo che ci deve essere qualche sforzo in più, ecco, da parte di tutti i soggetti del territorio. Ho capito. Rimane molto da affrontare, diciamo così. Questa assemblea che avete fatto, che ritorno ha avuto? Quali sono state le domande che le hanno fatto i suoi colleghi? Quali sono le preoccupazioni che le hanno posto? Beh, le preoccupazioni, puoi capire, è la questione occupazionale, il tema principale, il tema che è emerso fortemente dal nostro congresso, che ha rinnovato il gruppo dirigente dell'organizzazione, è proprio questo: trovare delle soluzioni che preservino l'occupazione a tutti i costi. Quindi noi privilegiamo il tavolo negoziale a qualsiasi soluzione conflittuale. Rimane una soluzione di ultima istanza, speriamo di non doverci arrivare, cioè non vorremmo arrivare a vedere le vicende di Alitalia, che è stata anche lei salvata con i soldi pubblici e che si ritrova in questa situazione con i lavoratori dipendenti che continuano a fare sciopero. Non credo sia la soluzione migliore, ancorché non la escludiamo come estrema ratio se non ci fosse da parte della controparte un'attenzione e interlocuzione con noi, ma fino adesso i rapporti con le relazioni industriali con la banca sono state di buon livello, e su questo crediamo di aver fatto belle cose anche sulla contrattazione. Cioè, a Vicenza c'è stato qualche sciopero in più, perché probabilmente la situazione in certi momenti era arrivata un po' a livello di tensione, poi ci sono anche sedi distaccate periferiche che probabilmente si sentono un po' abbandonate dalla centrale, probabilmente perché insomma sono lontane, forse anche solo per un problema di dialogo e di vicinanza. Il territorio, i dipendenti finora appunto non hanno alzato più di tanti toni. Devo dire che anche gli azionisti bisogna fare i complimenti, perché in un altro territorio forse ci sarebbe stata la rivoluzione. Da noi, come al solito, la gente si rimbocca le maniche e cerca di salvare il possibile. Ogni volta che veniamo alle vostre assemblee incrociamo volti di persone, cioè non ci sono solo i grossi imprenditori che hanno perso soldi, ma anche tante piccole storie che forse sono anche più difficili da gestire quando mancano i pochi soldi su cui si faceva conto. Ecco, il territorio è stato già duramente colpito e non so se riuscirebbe ad affrontare un'ulteriore difficoltà legata appunto a una conclusione non positiva di queste situazioni. È una vicenda molto difficile su cui bisogna andare un po' con i piedi di piombo. Assolutamente sì. Ecco, sulla questione del perché non abbiamo alzato la voce, lei deve sempre immaginare che una banca non è una industria, come dire, metalmeccanica, ecco, con tutto rispetto per l'industria metalmeccanica. La banca vive di fiducia e fino ad un certo momento molte cose che si vedevano dai bilanci, perché si vedeva la situazione di debolezza strutturale delle due banche, era visibile. Con una differenza, che fino al 2014, data l'entrata in vigore della vigilanza europea, Vicentina godeva di una sorta di attenzione particolare alla Banca d'Italia, perché poi dovremo discutere delle responsabilità dei regolatori che non hanno vigilato. Vicentina godeva di un certo tipo di attenzioni, Veneto Banca no, perché aveva, come dire, non aveva accettato la proposta di aggregarsi con Vicentina. Vicentina doveva comprare Cariferrara, doveva comprare la Banca Etruria, poi doveva comprare Veneto Banca. Chiaro che si doveva salvarle, cioè il disegno di Banca d'Italia era: prendo queste tre banche, le porto alla Popolare di Vicenza, dopodiché magari dico che la Popolare di Vicenza va male perché ha comprato tre ciofeche. Ecco, fino a quel momento là la situazione ci dava un quadro che non era quello corretto. Noi avevamo visto la situazione che non era come ci appalesava, con la differenza che
era difficile spiegarlo ai soci, perché saremmo stati accusati, soci e territorio, saremmo stati accusati dalla banca di ledere l'immagine della banca. Lei pensi che quando Veneto Banca disdettò il contratto integrativo aziendale il 31/12 del 2012, lo disdettò perché doveva fare cassa con un fondo che era stato inserito a bilancio per pagare il premio di fedeltà ai dipendenti. Noi facciamo un volantino che ho letto oggi, era un volantino all'acqua di rose. Fummo accusati con una riserva patrimoniale da parte del vertice, fummo accusati noi, responsabili delle organizzazioni sindacali, di ledere l'immagine della banca e del suo management, cioè quello che poi è stato indagato dalle procure, cioè siamo a questo paradosso nel 2012, quindi noi avevamo visto le cose come stavano, purtroppo però le banche vivono di fiducia e la responsabilità dei lavoratori e del sindacato era quello di non far precipitare tutto, per quello che non potevamo assolvere un compito che non era questi nostro. lavoratori rifarebbero la stessa cosa secondo lei? Credo di no. Ecco, credo di no. credo anch'io. I Con la danni sarebbero consapevolezza stati di oggi, minori no. di quelli che sono stati Perché poi. purtroppo indietro non si può tornare. No, appunto, perché poi successivamente con questo sono stati avvallati danni miliardari. La ringrazio, in bocca al lupo per voi, per i soci, ovviamente anche noi torneremo a parlare di questi temi durante queste giornate che sono così importanti per il futuro del nostro territorio. E per la seconda parte della puntata però abbiamo deciso di alleggerire un po' il tono, avremo ospite un trio da poco costituito che ha fatto un bel lavoro di ricerca sulla musica veneta e veneziana e ha appena fatto un bellissimo CD di canzoni bellissime in dialetto veneto e veneziano. Ci vediamo tra poco, grazie ancora a Massimiliano Paglia. Arrivederci. Tra poco. Grazie. Tra poco.